Questa mattina lascio la parola al direttore di Veneto Agricoltura Alberto Negro per un saluto introduttivo. Grazie Stefano, grazie a tutti, benvenuti in questa mattinata di lavoro. Oggi parliamo di questo quaderno, è il 20° quaderno dell'edizione di Veneto Agricoltura e abbiamo pensato ad un modo un po' nuovo di presentarlo, di discuterlo e di affrontare i temi che sono in questo quaderno. Come avrete letto nella locandina di invito, ci saranno 3 momenti. Il primo momento con gli esperti, che nel frattempo si sono anche già accomodati, e questi esperti rappresentano 5 realtà della nostra agricoltura, 5 realtà sicuramente determinanti. Parleremo di occupazione, parleremo di vino, parleremo di mais, parleremo di biologico e parleremo di dimensioni delle aziende agricole. Da questo confronto, che sarà per ognuno di questi temi introdotto da un breve filmato che riporta i numeri, i dati che sono poi nel quaderno, nasceranno degli spunti interessanti che poi saranno analizzati nella seconda parte, nel secondo gruppo di discussione, che sarà rappresentato dai presidenti delle 4 principali associazioni con le quali abbiamo anche organizzato questo evento, Coldiretti, Confagricoltura, Agriveneto e CIA. E quindi da là nasceranno degli spunti interessanti che poi dovranno nella terza fase essere analizzati dalla parte politica. La parte politica è oggi rappresentata sia a livello locale che a livello europeo. Difatti abbiamo l'assessore PAN per la Regione Veneto, l'onorevole Manzatto per quanto riguarda gli aspetti del Ministero italiano e l'onorevole Dorfman della Commissione Agricoltura per quanto riguarda gli aspetti come l'Europa vede questi temi che nel frattempo nell'arco di questa mattinata sono emersi. Quindi abbiamo deciso di affrontare il tema in maniera analitica. Il quaderno che oggi presentiamo affronta in maniera molto dettagliata, è stato redatto in collaborazione da Veneto Agricoltura, in collaborazione con un gruppo di studenti, in collaborazione con il CREA, in collaborazione con l'università, quindi ci sono stati diversi soggetti che hanno partecipato alla costruzione di questo quaderno, come normalmente succede, e ringrazio in particolare i colleghi di Veneto Agricoltura per l'organizzazione della giornata oggi e per la preparazione e la redazione di questo quaderno. Ringrazio chi ha collaborato, ringrazio tutti i presenti oggi, i relatori. È sicuramente un parterre molto interessante e molto professionalmente di alto livello, e spero per tutti voi che sia una mattinata interessante. Sicuramente sarà intensa, spero che sia anche molto interessante. Grazie a tutti e buon lavoro. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Rossetto, mi occupo di analisi economiche presso l'Osservatorio Economico Agroalimentare e Forestale di Veneto Agricoltura. Ho curato questa pubblicazione che, vi ricordo, costituisce il quaderno numero 20 della collana editoriale di Veneto Agricoltura, ai confronti dell'agricoltura veneta e le sfide europee. Dico solo 2 parole introduttive prima di iniziare il confronto con gli esperti. Innanzitutto permettetemi di ringraziare appunto gli studenti che l'anno scorso hanno svolto un periodo di tirocinio universitario
presso la nostra struttura e che hanno collaborato alla raccolta, all'analisi e ad una prima stesura di questi report. Sono Francesco Mula, Giada Stivanello, Franco Cibin e Riccardo Gioro. E dico due parole su che cosa sono questi agriconfronti, di cosa si tratta. L'idea è molto semplice. Abbiamo messo a confronto dati statistici ufficiali relativi alla regione Veneto, mettendo a confronto con quelli degli altri stati membri dell'Unione Europea, per capire come si è comportata la nostra regione rispetto al resto d'Europa, se la performance del Veneto è stata migliore, peggiore o in linea con gli altri competitors europei. Le 5 tematiche che abbiamo scelto per questa pubblicazione, lo vedrete anche nella pubblicazione appunto che era in distribuzione, sono le imprese agricole, le dimensioni aziendali, l'occupazione, settore viticolo, mais e biologico, ma nulla vieta che in futuro possiamo analizzare altri settori. In questa mattinata è già stata presentata dal mio direttore. L'idea è quella di, invece di proporre una relazione frontale con delle slide, un relatore che vi tedia, di presentare i dati in sintesi con dei video che abbiamo realizzato anche questi in house, forse anche può essere un valore aggiunto. E qui permettetemi di ringraziare le colleghe che si sono prestate per dare voce a questi numeri. Le cito per ringraziarle: Alessandra Riviero, Alessandra Dorazio, Simonetta Mazzucco, Maddalena Pagliani, Cristina Patron. E dopo i video, ogni video presenterà un tema, e dopo i video ci saranno appunto degli esperti che sono Samuele Trestini, professore all'Università di Padova, Letizia Bertazzon all'estrema destra, che si occupa di ricerca presso Veneto Lavoro, Andrea Bertoldi di Brio SPA, Sandro Boscarini dell'azienda vinicola Masi e Marco Aurelio Pasti dell'Associazione Maiscoltori Italiani. Direi un mix quasi perfetto, quasi tra mondo accademico, mondo della ricerca, imprenditorialità e associazionismo agricolo veneto. Io adesso mi taccio, tutto quello che avevo da dire l'abbiamo già scritto nella pubblicazione. Faccio partire il primo video e do la parola a Giorgio Setti, che guiderà questa prima parte, che guiderà questa prima parte dell'incontro. Buona giornata a tutti. Bene, ora partirà il primo video. Mi chiamo Giorgio Setti, sono del giornale Terra e Vita. Vai. Video legato all'intervento del professor Trestini. Adesso arriva. Nell'Unione Europea la superficie agricola attiva allo Stato 2016 è di 173,3 milioni di ettari, utilizzata da 10,5 milioni di aziende agricole. Quasi il 60% da soli 3 stati, Romania, con una quota del 33%, Polonia e Italia. Da noi le aziende agricole sono circa 1.145.000, in calo del 31,8% nel decennio 2007-2016. La diminuzione delle aziende è una caratteristica strutturale comune a tutti gli Stati membri. Nell'Unione Europea è al meno 24,2%, in Veneto del meno 48%. L'agricoltura europea può essere definita un'agricoltura frammentata. Circa i 2/3 delle aziende agricole sono piccole, 65%, non superando i 5 ettari di superficie agricola utilizzata. Ma negli ultimi 10 anni queste diminuiscono costantemente, meno 29%, mentre aumentano di quasi il 4% quelle con SAU superiore ai 50 ettari, ora il 7% del totale. Il modello agricolo italiano si scontra con quello di altri grandi paesi europei, come Francia, Germania, Gran Bretagna, dove prevalgono le aziende di grandi dimensioni. Inoltre, sempre a livello europeo, quelle con più di 50 ettari, pur essendo solo il 7% del totale, concentrano oltre il 68% della superficie complessiva. Quelle inferiori a 5 ettari, quasi il 65% del totale, occupano solo il 6% della superficie agricola. L'Italia, con una SAU media aziendale di 10,6 ettari, in crescita del 31,5% nel decennio, presenta comunque un valore inferiore a quello
Professor Tristini, allora questa dinamica tra aziende agricole grandi e aziende agricole piccole, ecco, come evolve in Italia e nel Veneto? Buongiorno a tutti intanto e ringrazio per l'invito. Beh, questo tipo di analisi noi lo potremmo considerare in un modo anche diverso, se vogliamo, da come si fa di solito. Se identifichiamo le imprese come di fatto, diciamo le aziende come di fatto delle imprese, il sintomo principale che è presente a livello europeo, ma sicuramente presente anche a livello nazionale e veneto, è che l'agricoltura, le imprese nel settore agricolo sono in crisi, nel senso che le imprese di fatto che escono dal mercato manifestano numeri di decrescita che, non so, forse il settore edilizio ha manifestato durante la crisi economica a livello globale. E ci siamo abituati a questa dinamica, ma se guardiamo le imprese e le famiglie che individualmente, annualmente nel decennio abbiamo visto percentuali importanti, in Veneto 10 anni meno 48%, hanno abbandonato l'attività produttiva, di fatto abbiamo una sensazione di un settore che sta soffrendo, che sta decisamente cambiando. Nel senso che i costi di produzione sono vicini o superano i ricavi? Beh, diciamo che generalmente un ambito produttivo in cui le imprese diminuiscono di numero è un ambito in cui c'è un'enorme competizione e in cui le imprese hanno livelli di competitività molto diversi e l'analisi su quali sono le categorie che rimangono, crescono nel mercato e quali sono le categorie di imprese che escono dal mercato ci mettono in evidenza quelle che sono le imprese più competitive e meno competitive nel sistema produttivo. E possiamo differenziare settore per settore, insomma c'è il luogo comune che il settore vitivinicolo vada bene? Allora, la lettura più comune che si fa in chiave generale è che le grandi imprese hanno le opportunità e quindi di fatto stanno rimanendo e mantenendosi sul mercato, mentre le piccole imprese escono dal mercato. In realtà esistono anche qualche impresa che da medio-piccola è cresciuta di dimensioni, quindi si è mantenuta nel mercato passando da una classe all'altra, ma ci sono sicuramente molte imprese che sono diminuite guardando i valori assoluti. Questo da un certo punto di vista non deve preoccupare la collettività perché le produzioni non hanno risentito di queste dimensioni, quindi per esempio di questi effetti. Se andiamo su settori in cui abbiamo grandissime diminuzioni, per esempio un settore degli allevamenti o delle produzioni lattiero-casearie, in cui la diminuzione di imprese è addirittura superiore al 60% in Veneto negli ultimi 10 anni, la produzione di latte è aumentata. Quindi in chiave di visione collettiva o di capacità di produrre alimenti, il Veneto non è in crisi in questo senso, però le singole imprese vivono questa difficoltà. Allora, tornando alla sua domanda riferita al settore vitivinicolo, un approfondimento di questo tipo di valutazione dovrebbe valutare le imprese non solo in chiave di dimensioni fisiche, ma anche in chiave di dimensione economica e nella capacità soprattutto delle imprese di costruire valore a prescindere dalla propria dimensione economica. Il vitivinicolo ha espresso in questi ultimi anni una lettura di grande successo che è stata quella di creare a livello di impresa agricola anche un completamento della catena del valore che è arrivato fino alla creazione della bottiglia, del vino della bottiglia e anche una certa capacità commerciale che ha creato e ha trasferito a livelli ben più bassi la scala produttiva che permette di garantire i successi e i risultati economici. C'è un altro fenomeno, le aziende agricole di ridotte dimensioni spesso sono in montagna, qua in Veneto abbiamo la provincia di Belluno e hanno, oltre che una funzione di mercato, hanno anche la funzione di presidio del territorio. Mi risulta che però queste versino in gravissime difficoltà economiche e quindi prima o poi ne risentirà anche il territorio. Questo senza dubbio, quindi noi se facciamo una valutazione in pura chiave competitiva, in questi ultimi anni noi abbiamo osservato una compressione della distanza tra i ricavi e i costi in generale e quindi di conseguenza i margini, la ricchezza che un'impresa riesce a produrre a parità di ettari si comprime. Le imprese di piccole dimensioni non riescono quindi più a generare una massa di ricchezza sufficiente a dare ristoro e ricchezza agli agricoltori che vivono in queste piccole dimensioni. C'è la persistenza dei piccoli agricoltori o dei più anziani che chiudono la loro carriera produttiva, ma di fatto queste imprese così piccole non sono più attrattive nella generazione di una marginalità adeguata a dare vita ad una famiglia, per esempio, a dare un reddito adeguato a una famiglia. Nel contempo lo vediamo anche nei territori marginali un crescente orientamento dell'impresa
nella ricerca di soluzioni alternative. L'allevamento è tipicamente un'attività produttiva che soprattutto in pianura permette di prescindere in parte dalla superficie di proprietà e di conseguenza di moltiplicare il valore attraverso diciamo, l'acquisizione degli alimenti nell'attività produttiva, al netto delle problematiche delle gestioni ambientali ovviamente. Questo è un po' più difficile nei territori montani, dove il legame con i territori, con l'approvvigionamento dei foraggi è per esempio molto importante. Non possiamo immaginare di basare una zootecnia sul trasferimento degli alimenti prodotti in pianura, perché di fatto si tradurrebbe in costi di produzione più elevati e in svantaggi. E quindi in teoria di che cosa ci sarebbe bisogno, ecco, per mantenere le aziende anche piccole nei territori marginali? Allora, il mercato ci indica come soluzione normalmente soprattutto quello della competizione, della pura competizione, l'abbassamento dei costi, ma non è sicuramente una soluzione perseguibile. La competizione può significare prodotti di nicchia, prodotti di alto valore aggiunto. Infatti volevo uscire da questa idea per cui c'è solo bisogno di una riduzione dei costi, percorso perseguibile da chi riesce a diventare grande, da chi riesce in questo modo ad acquisire la tecnologia, ma andare anche a usare altre leve. Noi le altre leve che abbiamo sicuramente a disposizione nel sistema produttivo regionale è la leva della qualità e quindi la possibilità anche di creare valore all'interno dell'impresa agricola o attraverso le associazioni di imprese agricole. Questa è da tempo la soluzione, ovviamente chiede uno sviluppo ulteriore. E poi c'è una terza dimensione che è piuttosto importante, che è quella dell'organizzazione. L'organizzazione è intesa come relazione con le istituzioni che devono diciamo, rendere sempre più facile e semplificare anche le procedure per le attività o anche facilitare di per sé l'attività produttiva, ma anche organizzazione fra imprese. Noi abbiamo un sistema produttivo molto frammentato a livello regionale o nazionale, anche nel settore delle grandi culture per esempio. E la soluzione organizzativa che forse ci dimentichiamo essere piuttosto peculiare in Veneto è quella del ricorso al contoterzismo, il vasto ricorso al contoterzismo, che in altri territori in giro per l'Europa non è così diffuso. Questa è una soluzione organizzativa di per sé. Diciamo che ha permesso il contoterzismo dipende anche dal fatto che non tutte le aziende hanno la possibilità di fare grossi investimenti in macchine agricole. Ma se non avessimo avuto sviluppato adeguatamente questa tipologia di servizi non avremmo potuto garantire la vita alle imprese di piccole e medie dimensioni. E questi sono modelli organizzativi che non vanno trasferiti tout court, quando io intendo innovazione organizzativa intendo la necessità di sviluppare soluzioni, la chiave normativa lo permette, per esempio i contratti di rete che sono a disposizione da parte delle imprese ma che forse molte imprese non conoscono negli ambiti in cui possono essere utilizzati, sono soluzioni organizzative che in combinazione con la tecnologia che agisce sui costi e con la qualità che permette di aumentare il valore possono permettere anche in territori più marginali di poter sviluppare soluzioni competitive. Grazie professore Tristini. Un approfondimento delle problematiche messe in evidenza dal professore può essere l'approfondimento delle questioni occupazionali. Ecco, se ne occuperà la dottoressa, sempre che il video sia quello, esatto, perfetto, la dottoressa... Nel 2017 nell'Unione Europea gli occupati agricoli erano circa 9 milioni e mezzo, in calo del 17,7% rispetto al 2008, caratteristica strutturale dell'ultimo decennio per quasi tutti gli stati. Fanno eccezione l'Italia, che ha avuto un incremento del 2% e il Veneto con una crescita del 18%. Prevale quindi l'occupazione maschile, la quota rosa in agricoltura in Europa è in media del 33,7%, in Italia è al 26,2%, nel Veneto al 20,7%. Considerando la posizione professionale, in media nell'UE 28 la quota di occupati indipendenti è del 61,4%, mentre i dipendenti rappresentano il 38,6% degli occupati agricoli. Nel Veneto gli indipendenti sono il 67,2% a fronte del 32,8% di occupati dipendenti, mentre in Italia al contrario gli indipendenti sono il 43,7%, i dipendenti il 56,3%. La dinamica occupazionale negli ultimi 10 anni evidenzia in quasi tutti i paesi un calo della quota di occupati indipendenti a favore di una crescita dell'incidenza degli occupati dipendenti. L'Italia
Benissimo, allora ce ne parlerà meglio la dottoressa Letizia Bertazzon, ho trovato il nome perché in un altro documento c'era un altro nome, Letizia Bertazzon di Veneto Lavoro. Ecco, intanto ci spieghi meglio questa differenza tra occupati dipendenti e occupati indipendenti. Detto in altre parole, che cosa significa? Allora, significa che il complessivo universo dell'occupazione del lavoro nel settore agricolo sostanzialmente si suddivide in due grandi categorie, che è quella del lavoro indipendente, sostanzialmente costituito dalle situazioni in cui prevalgono i coltivatori diretti, i piccoli imprenditori agricoli, gli imprenditori agricoli professionali, oppure tutto il mondo dell'occupazione del lavoro subordinato. Questa distinzione, che tra l'altro è una distinzione peculiare per quanto riguarda il settore agricolo, perché in agricoltura c'è un tasso di occupazione indipendente molto più elevato rispetto a tutti gli altri settori occupazionali, è interessante da osservare perché le dinamiche occupazionali recenti, questo trend di crescita dell'occupazione in agricoltura che si è osservato nell'ultimo decennio, anche se con oscillazioni stagionali, con oscillazioni annuali, quindi non è un trend lineare di crescita dell'occupazione, ma ci sono degli alti e bassi a seconda dell'anno di riferimento, in qualche modo è determinato quasi esclusivamente dalla crescita, parlo nel lungo periodo, dell'occupazione dipendente. L'occupazione indipendente nel settore agricolo invece sta progressivamente diminuendo, perché diminuiscono sostanzialmente quelle posizioni, quei coltivatori diretti, per proprio di conseguenza quelle che sono le trasformazioni strutturali che sta attraversando il settore agricolo ormai da diversi anni. Analizziamo un caso molto diffuso, quello dell'azienda a conduzione familiare, azienda agricola a conduzione familiare, dove lavorano in genere i capifamiglia, il padre e la madre, i figli sono gentilmente invitati a collaborare e non sempre però prendono poi il timone dell'azienda. Questo perché? Perché il reddito non è comparabile al reddito che possono offrire altre occupazioni non agricole. Ma sicuramente in queste dinamiche strutturali, macro, intervengono diversi fattori, dai cambiamenti strutturali, demografici, sociali, della composizione delle famiglie, della società in senso stretto, anche alle dinamiche, appunto, le propensioni occupazionali, di studio, di carriera anche dei giovani e sicuramente delle prospettive, insomma, che il settore offre. Diciamo che sicuramente quello che i dati mettono in evidenza è una riduzione delle situazioni di lavoro, di conduzione aziendale con ricorso esclusivamente all'apporto di manodopera familiare. Invece questo incremento dell'occupazione che noi osserviamo è legato soprattutto all'aumento delle forme di conduzione delle aziende agricole con l'utilizzo di personale extrafamiliare, proprio per queste dinamiche di trasformazione che anche in qualche modo interessano macro settori. Questa occupazione extrafamiliare, diciamo, si basa fondamentalmente sul lavoro stagionale. Esattamente, sì. Ecco, qual è la percentuale tra lavoro dipendente stagionale rispetto al lavoro dipendente non stagionale, fisso? Allora, diciamo che le informazioni che noi abbiamo del sistema informativo Lavoro Veneto ci permettono di avere un quadro abbastanza preciso e puntuale su quello che è il flusso delle assunzioni, si dice in termini tecnici, che transita appunto anche per quanto riguarda il settore agricolo. Giusto per farvi un esempio, nel corso dell'ultimo anno, nel 2018, il 96% delle assunzioni che sono state fatte nel settore agricolo è stato di assunzioni con contratto a tempo determinato. Le durate di questi rapporti di lavoro sono molto brevi, e questo perché? Perché sostanzialmente il fabbisogno occupazionale che interessa il settore agricolo è un fabbisogno peculiare. La domanda di lavoro è una domanda di lavoro frammentata che risponde a dei picchi stagionali particolari, delle necessità specifiche di momenti e legate alle produzioni. Scaviamo un attimo e andiamo un attimo al di fuori delle statistiche ufficiali. Abbiamo una percentuale di quanto di questo lavoro stagionale è lavoro, tra virgolette, nero? Allora, andiamo
viviamo in parte al di fuori delle statistiche ufficiali, perché su questo noi possiamo in qualche modo avere delle indicazioni di massima che arrivano dall'Istat, da quelle che sono le stime di contabilità nazionale. Qual è la percentuale di lavoro? L'unico dato in qualche modo disponibile. Ad oggi, l'ultima rilevazione disponibile, il lavoro irregolare in agricoltura è stimato attorno al 16%. È un tasso di irregolarità, viene definito, che è in qualche modo doppio rispetto al totale dei settori occupazionali della regione Veneto. È un tasso però tutto sommato, e questo fa ben sperare, molto più basso di quello complessivo rilevato per il settore agricolo a livello nazionale, e a livello nazionale questo tasso di irregolarità è quasi il doppio rispetto a quello che si rileva per il settore agricolo di Veneto. E scaviamo ancora un attimo, abbiamo questo dato sul lavoro nero. All'interno di questa percentuale rappresentata dal lavoro, sempre tra virgolette, nero, quanti sono italiani e quanti sono non italiani? Ma su questo statistiche ufficiali non ce ne sono, però se dovessimo in qualche modo applicare le stesse, diciamo, indicazioni che ci arrivano per esempio dal numero, dall'incidenza del lavoro straniero sul totale dell'occupazione, per esempio facendo riferimento alle assunzioni nel lavoro dipendente nel settore agricolo dell'ultimo anno, il 60% delle assunzioni è interessato a lavoratori stranieri. Ecco quindi che, diciamo, una stima ripercorrendo un po' quelle che sono le informazioni ufficiali sul lavoro regolare rapportata anche al lavoro irregolare, potrebbe aggirarsi benissimo attorno ad un valore non inferiore a quello che è l'incidenza regolare appunto della presenza straniera nell'occupazione dipendente. Bene, quindi mi sembra che in Veneto le cose vadano meglio che nel resto d'Italia anche dal punto di vista della regolarità del lavoro. Ma questo così ha detto lei? Sì, ho detto che il tasso di irregolarità è decisamente inferiore rispetto alla media nazionale, quindi sicuramente rispetto ad altri territori nazionali ci sono delle differenze anche per quanto riguarda l'irregolarità, ecco, sicuramente. Benissimo, apro una parentesi, i 5 video ricchi di dati statistici e altri file contenenti tabelle e altri dati statistici saranno fra breve consultabili sul sito internet di Veneto Agricoltura. Bene, grazie dottoressa, passiamo al terzo video. Che dovrebbe essere... Le superfici e la produzione di acqua da vino dell'Unione Europea, rispettivamente pari a 3 milioni di ettari e circa 21 milioni di tonnellate nel 2017, sono concentrati in 3 paesi, Spagna, Italia e Francia. Negli ultimi 10 anni c'è stata una generalizzata riduzione degli investimenti, scesi da almeno 12,3%. In Italia siamo al meno 10,9%, mentre nel Veneto assistiamo ad un incremento degli ettari del più 15,3%. Negli ultimi 10 anni in Europa sia le importazioni pari a 13 miliardi di euro nel 2017 che le esportazioni 20,9 miliardi di euro sono in aumento. Ma mentre le importazioni sono cresciute del 18,5%, le esportazioni volano a più 48%. La Francia, primo paese esportatore con oltre 9 miliardi di euro, è cresciuta meno della media comunitaria, più 33,3%. Meglio fa l'Italia, più 69,5%, 6 miliardi di euro nel 2017, e Spagna, circa 3 miliardi di euro, più 60,3%. Ottimo il Veneto, al 4º posto nella virtuale classifica dei principali esportatori dell'UE, dietro la Spagna. Per strategia dell'export, la Francia sembra aver liberato quote di mercato, subito occupate da spagnoli e italiani, per puntare sui mercati emergenti extra-UE, forse più remunerativi, quali Cina, Australia e Sud-Est asiatico. Il Veneto, regione leader, vanta un incremento delle esportazioni extra-UE del più del 126% e del più 111% con gli altri paesi europei.
Benissimo, tendenze diciamo interessanti, confortanti, positive che verranno commentate questa volta non da un esponente di un ufficio pubblico ma da un rappresentante dell'imprenditoria privata, ossia il dottor Sandro Boscaini, che è non solo il presidente della famosa azienda agricola Masi, ma è anche presidente di Federvini. Quindi allora, il settore vitivinicolo, l'andamento economico, commerciale del settore vitivinicolo ci tira su di morale. Beh, direi di sì. Il Veneto obiettivamente, oggi l'abbiamo visto, si propone a livello europeo e a livello mondiale come una potenza vera, superando paesi importanti, superando paesi come il Portogallo, come la Grecia, come qualunque altro paese, devo dire, europeo, al di fuori della Spagna e dell'Italia nel suo complesso e della Francia. I numeri la dicono chiara: il 10% di tutto il potenziale che è dato dalla natura, il territorio del Veneto è impegnato per la viticoltura. Il 30% di tutto l'export nazionale viene dal Veneto, il 17% della produzione nazionale viene dal Veneto. Ecco, questo grazie a cosa? Questo grazie a delle intuizioni, diciamo all'impegno che c'è sempre stato e all'amore per questo tipo di coltivazione da parte del Veneto, specialmente dalla parte collinare, ma insomma è riconosciuto. La zona di Verona, la zona di Treviso sono leader indiscussi in Europa per la produzione, è una produzione storica, ma anche tutto il resto del territorio è stato coinvolto in maniera massiccia. Abbiamo visto il 117% di crescita, è una cosa fuori dell'ordinario, e questo è stato dovuto a due progetti, devo dire, di grande rilevanza, ma anche che devono essere gestiti, perché sono ancora in una fase, diciamo, embrionale, non dico embrionale, ma insomma in una fase ancora dove possono avere dei scombussolamenti, e a invece una storicità. Parlo di Pinot Grigio e Prosecco generalizzato sul Veneto e anche fuori del Veneto oggi, nelle Venezie addirittura, e parlo invece del sistema Valpolicella Amarone e vini veronesi. Quello è, diciamo, uno storico, vini che vengono da una storia antica, che hanno avuto successo tra la fine del 1800 e la prima del 900, hanno trovato un nuovo abbrivio dopo la seconda guerra mondiale e continuano in un successo che è stato prima di grandi volumi e poi con l'introduzione di nuova tecnologia per creare dei vini diversi dalle uve appassite, è diventato veramente un qualcosa di un unicum in volumi con valore. E anche in qualità, insomma. E anche in qualità. Bisogna dirlo, oggi cosa che non era per niente scontata qualche anno fa, almeno fino a 30 anni fa, tra i tre grandi vini italiani, quello della storia che è il Barolo, quello dell'aristocrazia toscana che è il Brunello, si è piazzato l'Amarone, che peraltro nasce con la A, invece gli altri sono con la B. Dunque, di fronte a tutto questo successo, questa crescita anche impetuosa, ecco, allora diciamo i più critici possono dire: ma non è che cresciamo tumultuosamente e un bel giorno tutto questo rallenterà, o ancora peggio andremo a schiantarci contro un muro. Che cos'è che ci permette di dire che questo trend è consolidato e ha una prospettiva anche nel medio periodo? Allora, lasciamo per un momento da parte il discorso Verona, ma analizziamo invece i due fenomeni, che sono stati due fenomeni, devo dire, che hanno una radice. Perché questo fenomeno? Perché si è vista l'agricoltura guardandola dall'occhio del mercato. Il Prosecco e il Pinot Grigio, il Pinot Grigio è stato fatto dalle aziende ed è stato poi ripreso in mano in senso più generale dal nostro contesto veneto della viticoltura e dell'enologia.
Il Prosecco invece è quasi stato fatto a tavolino, bisogna dirlo, è stata una volontà veramente forte di dire diamo un'alternativa alla spumantistica nel momento in cui le bollicine cominciavano ad avere una certa frizzantezza. Ecco, quella del Pinot Grigio d'altra parte è stata la strada, cioè il mondo si stava orientando a vini tipo il nuovo mondo, ma anche quello che è nato nel sud della California, in California, cioè anche vini bianchi molto pieni, molto consistenti, lo Chardonnay imperante. Noi abbiamo proposto uno stile veneto, il stile più beverino, più affrontato, più immediato, uno stile più giovane con il Pinot Grigio. E la stessa cosa è stata fatta. Voglio dire, cioè, questo trend positivo avrà una continuità anche nei prossimi anni? Allora, avrà una continuità, sì, immagino, dobbiamo far sì che ce l'abbia la continuità. Certamente che hanno una loro fragilità questi due progetti, il fatto che possono essere anche copiati o comunque si possono trovare delle alternative. L'abbiamo fatto in velocità noi, potrebbero farlo degli altri. Cos'è che può radicare e consolidare la nostra capacità di continuare nel futuro con questo successo o comunque mantenere e consolidare il successo? È solo il valore. Dobbiamo dar valore al nostro, a questi, non sempre lo stiamo dando. Cosa significa dare valore? Dare valore vuol dire dar valore attraverso la qualità vera, la qualità tecnica, chiamiamola così, e dar valore attraverso la qualità percepita. Cioè un prodotto, ormai un vino, si dice che più del 50% del suo valore è un valore immaginario ed è legato alla suggestione che ti dà il bicchiere di vino. Non c'è più nessuno ormai che beve per bere, o pochi bevono per bere, bevono per avere un'esperienza. L'esperienza è data dal valore che si percepisce di un territorio che fa vino attraverso il suo vino. Allora ecco che il valore vero è un valore qualitativo sul vino che si riverberi poi come valore di tutto il territorio che lo produce. Parliamo di Veneto, parliamo di Treviso, parliamo di Verona, parliamo di tutte le aree come il Vicentino molto valide, ecco, che ci sono, e allora un valore insieme, un insieme di valore che viene dalla qualità del vino, dalla sua personalità che deve essere sempre mantenuta e non spesa per copiare altri. E questo, grazie a Dio, noi non lo stiamo facendo, semmai siamo copiati. Ecco, assieme al valore del territorio diventa un valore consolidato. Poi, ecco, ultima cosa, gioca un grandissimo ruolo l'export, no? Ecco, e quindi ci sono certe aree del mondo dove il consumo sarà in crescita e certe altre in cui magari la concorrenza si fa più sentire. In 3 secondi, perché stiamo per finire il tempo, che ci può dire come butta con l'export? Non solo questo discorso, ci sono aree che corrono di più, certe aree che sono indietro, ma ci sono purtroppo poche aree dove il nostro vino è presente in maniera massiccia. Parliamo di 4-5 pilastri più grossi perché sono i più facili, diciamo, ma ci sono centinaia di altri paesi, sono la Germania, al momento la Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Francia, anche specialmente per il Prosecco. Ecco, ma ci sono tantissimi altri paesi dove siamo dentro per una porta con le porte che ci hanno lasciato uno spiraglio. Cina e Russia come? Russia e Cina sono due di queste potenze, ovviamente, e abbiamo appena incominciato, specialmente in Cina, con grandi difficoltà, ed è imbarazzante sapere che l'Italia è ancora al 5° posto, dovrebbe essere al primo o se al secondo, molto vicina alla Francia, invece è a 1/10 dalla Francia. È una cosa imbarazzante. La Russia andrebbe meglio, possiamo solo crescere. Possiamo solo crescere, ma sta a noi e non solo a noi veneti, ma al governo nazionale, fare una politica che dica che Made in Italy del vino è una realtà. Non è sempre, io sono stato tantissime volte in Cina, mi rendo conto, è una sorpresa sapere che in Italia esiste il vino,
I francesi sono arrivati prima di noi molto meglio. Che in Cina in Cina, esatto. E la Russia, perché è interessante anche questo, ha avuto un drammatico calo negli ultimi anni, ma non dovuto a noi, dovuto a dinamiche interne, al rublo che ha perso il 45%, il fatto che non ha toccato direttamente il vino ma indirettamente delle sanzioni sull'alimentare ha fatto sì che il modello, diciamo, mediterraneo e pertanto anche il nostro Veneto italiano sia stato messo un po' in difficoltà, non avendo certi prodotti di base, e il vino ne ha risentito in maniera indiretta, ma ne ha risentito. Però la Russia sta ritornando e la Russia oltretutto ama noi veneti e ama questi vini. Sì, grazie. Passiamo al quarto video, che dovrebbe essere relativo al mais o al biologico. Vediamo un po' quale dei due. Iniziamo con il mais. Grazie dottore. Negli ultimi 10 anni nell'Unione Europea si è assistito ad una diminuzione delle superfici coltivate a mais, scese a 8,4 milioni di ettari nel 2017. L'Italia, con circa 650.000 ettari investiti, di cui un quarto coltivati in Veneto, è il paese che ha registrato la riduzione maggiore, meno 38,3%, leggermente superiore a quella del Veneto, meno 37,1%. Tuttavia, grazie a un netto miglioramento delle rese, la produzione totale è aumentata, attestandosi a circa 65,4 milioni di tonnellate di mais, un terzo in più rispetto al 2007. Nel 2017 le importazioni di mais dell'Unione Europea sono aumentate del 36,1% rispetto al 2007. Quasi un terzo della crescita è imputabile all'Italia, che ha raggiunto i 5,3 milioni di tonnellate nel 2017. Di queste 1,4 milioni sono importate dal Veneto, raddoppiate rispetto al 2007, metà delle quali è extra UE. Le esportazioni di mais sono state pari a circa 17,5 milioni di tonnellate, più del 90% verso altri paesi UE. In sintesi, l'Unione Europea a 28 dipende oggi dalle importazioni provenienti da paesi extra UE, specie dall'Ucraina per oltre il 50%, seguita a distanza dal Brasile. La produzione italiana, infine, copre poco più della metà del fabbisogno interno, come nel Veneto, dove il cosiddetto indice di autosufficienza ha seguito un andamento analogo a quello nazionale. Bene, anzi male. Marco Aurelio, male perché abbiamo visto un trend pazzesco, meno 40%, a me risultava meno 50%. Allora, il trend delle superfici a mais in Italia. Rispetto a un decennio fa sono Aspetti. Marco Aurelio Pasti dell'Associazione Maiscoltori Italiani. Sì, sono stato per svariati anni presidente, ora ho passato il testimone, ma sono ancora nell'associazione. Il trend è decisamente negativo, tra l'altro i dati si riferiscono al 2017, se pigliamo quello del 2018 c'è un ulteriore crollo. Poi nel 2019 una leggera ripresa, ma partiamo comunque... Queste sono le superfici, ma anche le produzioni, perché poi le rese più o meno non è che cambino molto. Il dato del Veneto parla di 160.000 ettari per il 2017, nel 2018 i dati Istat parlano di meno di 150.000 ettari per 140.000 ettari, quindi è un ulteriore discesa rispetto al 2017. Ma in agricoltura sappiamo che si semina quello che si raccoglie, quindi sostanzialmente il trend così negativo deriva da una serie di scelte fatte negli anni passati, a partire dal blocco dell'innovazione genetica, degli OGM. L'Italia ha sofferto particolarmente questa scelta perché è il paese europeo con la più alta pressione di piralide e l'unico OGM autorizzato in Europa era il mais resistente alla piralide, quindi aver scelto di non utilizzarlo ha portato a un'ottimizzazione particolarmente viva in Italia più che in altri paesi. Poi c'è la scelta della riforma della PAC del 2015 che ha spostato le risorse verso altri settori, tra cui anche il vitivinicolo e il centro Italia, con la regionalizzazione unica e l'applicazione del greening, che ha inciso soprattutto sulle culture a seminativo, in particolare sul mais, e infine una mancata differenziazione dei limiti soprattutto per le aflatossine
sulle varie specie animali. Quindi la somma di questi tre fattori. Scusi, spieghi meglio, la mancata differenziazione dei limiti. Noi ci sono vari tipi di micotossine e l'unico che ha un limite per l'alimentazione animale sono le aflatossine, perché sono le più tossiche. Però le varie specie animali hanno diverse sensibilità verso queste aflatossine, per cui per alcuni tipi di utilizzi si possono avere limiti più alti e per altri più bassi. Il fatto di avere un unico limite per legge fa sì che le partite che sono leggermente fuori questo limite non possono essere impiegate in zootecnia, quindi devono andare a usi alternativi, chiaramente con un prezzo più basso. Questo ovviamente... E poi c'è il problema siccità, costo dell'irrigazione. Sì, il problema di siccità è un problema relativo, nel senso che c'è alcuni anni non c'è, e questo secondo me ha inciso dannati, in particolare dal 2003 e del 2012, se non ricordo male, ma tutto sommato è un problema che si gestisce. Comunque ha ragione lei che è un problema crescente, perché i consorzi di bonifica investono sempre meno risorse, dicono perché la regione non elargisce più, per cui la rete idrica che porta acqua alle aziende sta un po' facendo acqua, come bisogna dire, da tutte le parti. Poi c'è il costo del gasolio per le pompe, dell'irrigazione, che sì, il costo del gasolio è un costo relativo, non è il principale, ma comunque anche quello incide. Però secondo me l'idea è proprio da questa mancata redditività. Oggi al mais mancano 400-500 euro per ettaro per tornare ad essere competitivo. Lei si figuri che all'inizio degli anni 80 il mais, cavata l'inflazione, oggi vale 170 euro, il prezzo deflazionato sarebbe stato oltre circa 600 euro quasi. Ecco, questo quindi 3 volte tanto. In una generazione di agricoltori abbiamo perso 3 volte il prezzo del mais. Nel 92 con il riforma McSherry è stato compensato con un aiuto alla superficie, non alla produzione ma alla superficie. Questo aiuto è andato poi via via calando e l'ultimo riforma del 2015 è stato spostato verso altri settori. Quindi diciamo il crollo delle superfici ha avuto una serie di scelte politiche che sono state fatte. Ecco, allora quando noi parliamo di prezzo del mais intendiamo il prezzo che viene corrisposto dall'utilizzatore della granella di mais, ossia dai mangimisti, dico bene? Ecco. Però lo dico a chi ha il 10% dei presenti che non si intende di zootecnia, non tutto il mais è destinato a granella. In zootecnia gran parte del mais è destinato alla produzione di insilato di mais. Ecco, e qui non c'è mercato perché viene autoconsumato in azienda. Ecco, lei riesce a dei dati che ci dicono se questa destinazione silo mais ha un trend meno negativo di quello della destinazione a granella? Sì, i dati che abbiamo visto si riferiscono solo al mais uso granella. Il mais uso invece silo mais foraggero, sono altri dati e quindi sono più o meno stabili, anzi probabilmente è anche cresciuto un po' con lo sviluppo del biogas che utilizza il mais insilato. Diciamo che la superficie comunque a mais da insilato in Italia viaggia intorno ai 300-350 mila ettari. Tradizionalmente, insomma, agli inizi degli anni 2000 avevamo 1.100.000 di mais a granella, 1.2 milioni anche siamo arrivati, e circa 300.000 ettari di mais insilato. Oggi abbiamo conservato più o meno il mais insilato e abbiamo dimezzato la produzione di granella. Diciamo che la granella si importa, quindi il fatto che ci fosse ampiamente disponibile sul mercato internazionale senza dazi ha fatto sì che la granella venisse importata e invece la produzione di insilati restasse locale. Lei ha sentito qualche allevatore mettere a confronto l'utilità del silo mais rispetto all'utilità di altri tipi di insilati, insilato verticale, eccetera? Diciamo che sì, anche nelle sensibili biogas si usano entrambi gli insilati. Il mais comunque ha un contenuto energetico più elevato, quindi soprattutto per la vacca da latte ha un valore nutrizionale maggiore perché ha anche una fibra più digeribile e quindi la quantità di energia che la vacca riesce a ingerire è maggiore, quindi la producibilità anche per ettaro è superiore. Certamente l'insieme delle varie possibilità diciamo, dà più differenziazione all'interno dell'azienda, quindi può essere anche utile avere più tipi di cereali da insilare.
Bene, grazie. Un'ultima cosa, problema micotossine. Il problema micotossine come è andato nel 2018? Sono stati sotto controllo? Sì, il 2018 è stata un'annata molto positiva da questo punto di vista. Le micotossine di cui si parla sono le aflatossine, ma non sono le prime micotossine che abbiamo, sono le fumonisine, che sono costantemente presenti, però anche il 2018 è stato abbastanza positivo. Ci terrei però, visto che siamo qui, a fare anche un appello un po' per il futuro, perché se conosciamo la versione dell'opinione pubblica all'innovazione nella genetica, in particolare ai cosiddetti OGM, e non dobbiamo dimenticare che il mondo sta avanzando in questa direzione, quindi se è comprensibile non dividere la coltivazione, per me è totalmente incomprensibile che la politica abbia scelto anche di vietarne la ricerca e la sperimentazione in campo aperto, perché ci stiamo tagliando un'acquisizione di conoscenze importantissima che non solo ci permette di sapere le potenzialità di queste tecniche, ma ci potrebbe permettere anche di fare una comunicazione più corretta all'opinione pubblica, quindi si fa sapere qual è l'impatto ambientale piuttosto che sul climate change, su altre cose. È uscito poco tempo fa uno studio da cui si evince chiaramente che l'utilizzo di culture resistenti agli insetti BT ha portato degli enormi vantaggi ambientali, non solo in senso lato, ma anche sui parassiti, i parassitoidi degli insetti si vanno a combattere, perché l'alternativa all'utilizzo dell'insetticida chimico fa sì che anche le specie parassitoidi possono resistere all'interno delle culture, che è esattamente l'opposto di quello che il dossier del CREA, anzi del CRA si chiama allora, ha impacchettato per il governo italiano dell'epoca, che voleva bloccare nel 2015 con la clausola di salvaguardia della coltivazione del mais BT. Quindi diciamo, poi si può decidere di non utilizzarli, ma almeno sapere di cosa stiamo parlando e poter permettere la ricerca, io credo sia fondamentale. Quindi qui faccio un po' un appello alla politica perché ci sia un'apertura quantomeno alla ricerca. Interessantissimo discorso, diciamo forse il principale discorso che può dare un futuro alla coltivazione del mais. Sì, sicuramente, perché noi vediamo che dove la ricerca si ferma il settore crolla, e lo vediamo ad esempio con la storia del mais, l'Ucraina o la Polonia o la Romania non usavano mais ibridi fino a una quindicina di anni fa. Come il blocco dell'est è stato un po' occidentalizzato, sono arrivate le compagnie sementiere francesi e americani, la produzione di mais è esplosa. Quindi la mancata innovazione inevitabilmente mette fuori il mercato chi non la segue. Benissimo, quinto, e grazie al responsabile dell'Associazione Maiscoltori Italiani, Marco Aurelio Pasti. Quinto e ultimo intervento, anticipato dal quinto e ultimo video, è sul biologico. Nel 2017 il 24% dei quasi 280.000 operatori biologici europei, cresciuti del 55% in 10 anni, erano italiani, 1 su 4. Nel Veneto 2516, dove a partire dal 2010 il loro numero è più che raddoppiato. Tuttavia, la diffusione del biologico sembra essere ancora limitata. In Italia il 5,6% del totale delle aziende è biologica, dato comunque superiore alla media europea, pari al 2,8%, più sotto il Veneto, con solo il 2,5%. La superficie biologica nella UE è sui 12 milioni di ettari, in testa la Spagna con il 17%, seguita dall'Italia con 1,8 milioni di ettari, il 15%. In Veneto ci sono poco meno di 20.000 ettari bio, solo l'1,1% del totale italiano, dove la propensione ad investire, pur superiore che nella UE, avviene su superfici di ridotte dimensioni. Nell'Unione Europea la maggior parte dei 12 milioni di ettari bio è costituita da prati e pascoli, colture foraggere e cereali, mentre tutte le altre colture detengono ciascuna una quota di superficie inferiore al 5% del totale. L'Italia è lo Stato membro con il maggior numero di ettari investiti a cereali, ben 299.000, il 16% del totale. Il Veneto ne ha solo 5.500, il 2%. Per il vino l'Italia, con 103.500 ettari, concentra un terzo della superficie europea di vigneto biologico,
dietro la Spagna che raggiunge quota 34%. In Veneto gli ettari sono circa 4.500, un valore superiore a quello della maggior parte degli altri Stati membri europei. Benissimo, commenteremo questi dati assieme a Andrea Bertoldi di Brio SPA, che è un'azienda attiva nel biologico, soprattutto nell'ortofrutta biologica, ma direi non solo. Di che cosa si occupa Brio? Brio ha quattro cooperative socie, cooperative di agricoltori, e quindi si occupa di commercializzare prevalentemente il prodotto dei soci, svolge anche un grosso lavoro su filiere di altre regioni d'Italia, quindi fondamentalmente commercializzazione in Italia e all'estero di ortofrutta bio. Quali sono le regioni? La regione principale? Ovviamente Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Piemonte, però diciamo Veneto, Emilia Romagna e Sicilia principali. Allora, un luogo comune dice che il biologico è in crescita perché è sempre più richiesto dal consumatore, perché il consumatore ha nuove sensibilità, più attente a una produzione etica, eccetera. Ecco, lei conferma questa interpretazione? Allora, è chiaro che se guardiamo al trend degli ultimi anni o decenni, il biologico è sempre cresciuto in misura consistente. Nel 2018 la crescita del mercato è stata intorno all'8% e dalle prime indicazioni del 2019 stiamo ancora scendendo, quindi diciamo questo luogo comune che il mercato del bio cresce sempre, insomma ha le sue fluttuazioni, è normale che dopo 4-5 anni di crescita importante oggi assistiamo a un momento di stasi. Possono centrare le politiche di prezzo che ultimamente la grande distribuzione fa sempre più spesso, nel senso che i prodotti biologici costano qualcosina in più rispetto ai prodotti normali? Naturalmente i prodotti biologici costano di più dei prodotti normali e secondo noi non è perché costano tanto i prodotti biologici, ma è perché costano poco i prodotti normali. Lo abbiamo visto anche dai dati del professore prima, cioè che noi dobbiamo elevare il valore dei nostri prodotti se vogliamo che i nostri agricoltori smettano di abbandonare l'agricoltura. Quindi bisogna superare questo luogo comune e capire che i prodotti alimentari devono essere ben valorizzati. Purtroppo la grande distribuzione sta abbassando anche i prezzi del biologico negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento delle grandi compagnie che fanno un po' di biologico e la loro attività principale è quella del convenzionale. Questi grossi gruppi diciamo, fanno il biologico come testimonianza, forse più per un discorso di marketing che non perché sia il suo vero business, il loro vero business. E queste compagnie sono disponibili a fare promozioni, a ridurre i prezzi, perché appunto per loro è poco importante. Questo penalizza chi invece vive di biologico come noi, che come ripeto abbiamo bisogno di sostenere i costi di produzione superiori. Quanta parte del prodotto Brio va all'estero? Allora, del nostro prodotto circa il 40%. Germania? Germania ha sicuramente un mercato molto importante, ma anche Austria, Francia. Noi abbiamo una società in Francia per commercializzare prodotti in quel mercato, dove all'estero perché? Perché all'estero i consumi sono molto più alti. Se noi guardiamo i dati di vendita di biologico, in Italia siamo a 3,5 miliardi circa e in Francia siamo a 8. Per dire della Francia, in Germania siamo anche più avanti. Perché c'è un potere d'acquisto superiore? No, perché sono più avanti come consapevolezza o come conoscenza del prodotto biologico. Se noi andavamo in Francia 20 anni fa trovavamo già molto prodotto bio, mentre in Italia ce n'era ancora poco, quindi sono più avanti su una strada che è la stessa che sta facendo l'Italia, quindi dà un'idea di quello che può essere lo sviluppo che può esserci anche da noi. Allora, a proposito di luoghi comuni, abbiamo usato questa espressione per dire, non so, credenze popolari diffuse anche senza un grande fondamento nella realtà. Ecco, uno di questi luoghi comuni dice questo, che ci sono problemi al momento della certificazione nella produzione biologica, cioè non sempre la certificazione avviene in modo limpido, soprattutto in Sicilia. Non sono io che lo dico, riferisco,
Ecco, lei come confuta questa affermazione? Ma insomma, allora, è chiaro che la forza del biologico sta nel rapporto di fiducia esistente fra chi fa questi prodotti e chi li consuma, no? Cioè il consumatore è disposto a spendere qualcosa di più perché si fida del fatto che ci sia della sostanza dentro, no? Dei valori in più. Quindi la certificazione è uno strumento fondamentale per fondare questo rapporto di fiducia. Innanzitutto bisogna dire che il biologico a livello mondiale è regolamentato, credo che sia l'unico settore o comunque il più interessante che ha la possibilità di essere ben definito e conosciuto in tutto il mondo che cos'è il prodotto biologico e quando uno lo compra sa che cosa va a prendere. Anche questo è grazie alla certificazione e ai controlli. Quindi sì, ci sono dei controlli vanno migliorati, c'è qui Manzato che lavorerà spesso su questi argomenti, vanno migliorati, ma secondo me sono molto migliori di altri sistemi che vedo negli altri settori e diciamo vanno migliorati come va migliorato il settore complessivamente. Io credo che forse più che cioè oltre al miglioramento dei controlli fatti da organismi privati in Italia sia importante migliorare la vigilanza. Ecco, questo lo dico a Manzato, secondo me sul piano della vigilanza che è chi controlla i controllori. Esatto, è una competenza diciamo del Ministero, soprattutto degli enti incaricati del Ministero. Secondo me a questo livello c'è da migliorare maggiormente, però ripeto, sì, come in tutti i settori dove c'è un valore c'è anche chi truffa, però è perché c'è un valore, se no non lo farebbe nessuno. Ma la preoccupazione delle società di certificazione di non trovare più lavoro, di trovare meno lavoro, può sfociare in fenomeni di un po' non dico collusione, ma di un po' troppa amicizia con i produttori. Allora, i sistemi di certificazione nel mondo generalmente sono fatti così, ci sono aziende private che fanno questi controlli, c'è spesso la critica che diciamo, il fatto che chi controlla sia pagato dai controllori porti dentro l'embrione di questo problema della corruzione, eccetera. Onestamente è chiaro che i controlli che si fanno non possono, cioè se uno vuole truffare sostanzialmente lo trova il modo, non è che possiamo essere sempre lì a controllare e a verificare tutto quanto, no? Io credo che dobbiamo lavorare su un piano di deterrenza, cercare di mantenere il più alto possibile questo livello di controllo per trasmettere a produttori e consumatori il senso di quel rapporto di fiducia che dicevo prima. Poi se c'è qualche truffa, purtroppo abbiamo visto anche nel passato il mercato si è confrontato con situazioni di questo tipo. Non si è mai messo in crisi questo rapporto di fiducia. Biologico è una cosa, biodinamico è un'altra cosa. Il biologico il metodo di produzione agricola biologica ha fondamenti scientifici ben consolidati, ben studiati, uso di insetti utili, uso di certe lavorazioni del terreno per ovviare alle pratiche di diserbo, eccetera, eccetera. E questo è il biologico. Ma cosa pensa del biodinamico? Allora, il biodinamico è un po' il settore emergente, no? Se vogliamo è il settore avanzato di quello che è il settore che noi chiamiamo biologico e biodinamico, perché comunque fa parte del regolamento europeo, è qualcosa che è riconosciuto a livello europeo e mondiale. È chiaro che il biologico è, diciamo, oggi alcune delle tecniche che noi usiamo nella produzione nostra si usano anche in quella che noi chiamiamo agricoltura convenzionale, insomma, che saranno secondo me sempre più utilizzati. Io credo che il biologico e il convenzionale abbiano in futuro un percorso di convergenza, no? Nei prossimi decenni si avvicineranno
e magari fra minima lavorazione, magari fra qualche decennio non faremo neanche più questa distinzione, insomma. Il biodinamico, c'è spesso questa discussione sul fatto della minor scientificità. Quando per preparare il corno retame io devo mescolare il senso orario invece che l'antiorario, me la devono spiegare. Allora, io vorrei riallacciarmi a quello che ha detto il signore qui alla mia sinistra prima. No, nel vino quello che loro vendono maggiormente, quello che dà valore ai loro prodotti è qualcosa che non è legato al fatto di quello che si beve o di quali sono gli ingredienti, ma di quello che si trasmette. Oggi, piaccia o non piaccia, c'è una domanda del consumatore per questo tipo di prodotto. Per cui io dico, ma dobbiamo essere noi a metterci qui a giudicare. Se c'è un mercato, c'è la possibilità di fare questi prodotti, c'è la possibilità di dare un reddito agli agricoltori. Il biodinamico non propone di diventare che tutta l'agricoltura mondiale diventi biodinamica. C'è uno spazio di mercato, perché dobbiamo trascurarlo? Perché dal punto di vista scientifico trasmette delle sensazioni positive ai consumatori e soddisfiamole, dico io, molto pragmaticamente. Va bene, adesso io chiaramente sono un giornalista, non sono una fonte di informazioni, ma sono solo uno che trasmette informazioni. Ho delle mie idee, ma non ve le dico. Bene, concludiamo questa prima parte lasciando gli ultimi 2 o 3 minuti al professor Trestini per un approfondimento sulla questione delle dimensioni aziendali. Beh, non direi, potrei approfittare per fare un po' una chiusura anche per cogliere gli spunti delle altre persone che sono intervenute. A me è piaciuto molto l'intervento di Boscaini, visto che il settore vitivinicolo è stato anche indicato come un possibile orientamento per gli altri settori, perché coglie quelle che erano anche altre indicazioni che volevo trasferire riferimento ad altri settori. L'idea principale, io per esperienza, anche per provenienza, ho sempre avuto l'abitudine di sentire chiamare gli imprenditori agricoli produttori. I imprenditori agricoli devono oramai in questo contesto diventare, confermarsi e affermarsi come imprenditori, non come produttori, e come abbiamo detto in precedenza, la scelta dell'imprenditore è ampiamente guidata dal mercato. Ma per ottenere questo risultato in modo diffuso fra le imprese agricole abbiamo sicuramente la necessità di una crescita del capitale umano disponibile presso le imprese agricole, che può essere attraverso una crescita individuale o presso un accesso di competenze che oggi magari non sono diffusamente presenti all'interno del settore agricolo. In questo contesto è stata evocata in più occasioni la politica agricola comune, in modo particolare anche il ruolo della regione all'interno delle politiche agricole, perché il settore agricolo, in quanto strategico come fonte di beni di prima necessità, spesso e continuerà ad essere toccato dalle politiche agricole. Direi per fortuna che le politiche agricole continuano ad interessarsi del settore agricolo. Volevo chiudere lanciando il fatto che esiste un'attività della regione in corso per quanto riguarda la politica regionale, che è una conferenza regionale sulla politica agricola e lo sviluppo rurale, che di fatto coinvolge tutti i portatori di interesse che ritengo siano diffusamente presenti in sala, e rientra in quella che era una dei 3 capitoli che vi ho detto, che ho indicato prima io, come tecnologia, qualità, tecnologia e organizzazione. In questo senso, sia per le azioni private ma anche per le azioni pubbliche, la crescita anche del settore attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche, e non magari la critica a politiche che sono già state prese e decise successivamente, credo che sia un ulteriore importante passo di crescita per l'agricoltura regionale. Grazie allora al professor Trestini. Allora, vedete, quindi adesso stiamo cambiando, grazie ai relatori che mandiamo a posto. Questo di fatti oggi sarà un grande talk show.